mura di Gerusalemme e riguardano le porte antiche della Gerusalemme. Ora, come tante città, le mura erano importanti per la sicurezza e per la difesa, e Gerusalemme aveva insieme a quelle molte mura. Con queste mura aveva tante porte, e queste porte erano fondamentali, e ci sono diverse: la porta di Leoni, la porta nuova, la porta di Damasco, la porta di Sion, la porta dell'Etame, la porta di Giaffa, la porta d'oro, la porta di Erode e così via. Ora c'è una profezia negli antichi scritti riguardo Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme. Abbiamo letto e visto nella prima serata la profezia su Messia, in cui in ebraico c'era detto Yikaret Mashiach, il Messia sarà eliminato, tagliato, distrutto, messo a morte. E il testo continua nei rotoli di Daniele: e dopo Gerusalemme e il santuario saranno nuovamente distrutti. Nel 70, vedete questa cupola qui? Vedete? Al posto di questa cupola nell'antichità il mio popolo ebraico aveva eretto il Tempio all'epoca di Re Solomone. Il Tempio è dedicato a Dio degli Ebrei. Viene distrutto, ma in seguito il popolo ebraico lo costruisce di nuovo, e all'epoca dei Romani, nel 70 d.C., dopo la morte di un giudeo in Giudea, di cui abbiamo parlato qualcosa nella prima sera, potete vedere i DVD, e ci sono diverse profezie interessanti messianiche che gli abitanti di Qumran leggevano. Nel 70 d.C. questo Tempio viene distrutto, anche in Gerusalemme. Cosa accade? Dopo l'impero romano, in seguito ci saranno le invasioni degli arabi. Gerusalemme passa in mano degli arabi, e così con secoli succedono diverse cose, tra cui la costruzione della moschea di Omar è esattamente al posto dove una volta sorgeva il Tempio costruito dagli ebrei. Ora, di tutte le porte di Gerusalemme, la porta più importante era quella che era vicino al Tempio costruito dagli ebrei, ed era detto la porta del Tempio, la porta del santuario, la porta che guarda a est, ed era chiamata anche porta d'oro. Riguardo questa porta, sentite l'antica profezia che è stata trasmessa grazie ai rotoli, grazie alla traduzione anche del testo in greco. Poi egli mi condusse verso la porta esterna del santuario che guarda a est, ma era chiusa. L'Eterno mi disse: questa porta resterà chiusa, non sarà aperta e nessuno entrerà per essa, perché per essa è entrato l'Eterno Elohim, il Dio di Israele, perciò resterà chiusa. Nel 27 gli storici Tacito, Talmud babilonese e discepoli testimonicolari raccontano che un giudeo è stato proclamato re dei giudei, ed è stato osanato quando passava per questa porta prima di entrare nel Tempio. Cosa interessante, distruzione del Tempio di Gerusalemme. Nel passato poi, in seguito, al posto del Tempio di Gerusalemme, gli arabi, moschea di Omar, viene costruita qui. La porta più importante per gli arabi di conseguenza dovrebbe essere la porta del santuario, che è più vicino alla moschea, perché se vanno a pregare, perché fare il giro? È meglio andare direttamente. Cosa accade? Nel XVI secolo Sultano Suleiman decide di restaurare le mura vecchie antiche di Gerusalemme, e con le mura di restaurare anche le porte antiche, compreso la porta del santuario. Improvvisamente nel XVI secolo succede una cosa sorprendente, senza una ragione esplicita, senza una spiegazione. Sultan Suleiman dà l'ordine di chiudere quella porta. Dal XVI secolo fino ad oggi sono 4 secoli che questa porta è chiusa.
la porta più importante di Gerusalemme di tutte le porte, la porta che poteva essere molto importante e comoda per gli arabi e musulmani, visto la moschea vicina, la porta che tutti gli ebrei vorrebbero vederla aperta oggi, nel terzo millennio, oggi nel XXI secolo è chiusa. La Gerusalemme è circondata dalle porte e la parte antica di Gerusalemme ancora c'è, e le parti di vecchie mura di Gerusalemme ci sono. Ancora oggi è frequentata e aperta la porta antica, Giaffa Porta. Ancora oggi la porta di Damasco è funzionante e aperta, c'è il mercato davanti e dentro dove le persone escono e entrano. C'è la porta di Lion Gate, la porta di Lion che è ancora funzionante e aperta, la porta di Erode che è ancora aperta e funzionante, la gente che esce e entra, la Dan porta ancora, la porta anche di Sion è aperta, ma la più importante porta antica, le vecchie mura di Gerusalemme, è esattamente chiusa come è stato detto dal XVI secolo fino ad oggi, pur vicina alla moschea, pur amata da tutti gli ebrei e voluta aperta, oggi ciononostante è chiusa, esattamente come è stato detto secoli fa. Questa porta, per mezzo al quale un giudeo è passato prima della distruzione di Gerusalemme, Osanato per re dei giudei, ma secoli prima fu detto: l'Eterno mi disse, questa porta resterà chiusa. Riguardo il futuro, non fu detto quando, ma fu detto che sarà chiusa. Non sarà aperta e nessuno entrerà per essa, perché per essa è entrato l'Eterno, Elohim, il Dio di Israele, perciò resterà chiusa. Ogni bambino può rendersi conto, anche Chris, quello che c'è nel museo nei rotoli, quello che c'è scritto per Tiro, per Nineve, per Babilonia, per antica città Edom detta Petra, e quello che c'è scritto riguardo a Gerusalemme, la porta d'oro, la porta est, la porta del santuario. E c'era scritto: leggete ogni cosa, non mancherà nulla. Non ci sono interpretazioni, i testi sono chiari. Quando parla Tiro che sarà dentro il mare, sotto il mare, tutte le cose descritte. Ebbene, vedete questo qua? È il professor Peter Stoner. Decenni fa il professor Peter Stoner ha fatto un calcolo matematico con 600 studenti durante un anno. Siccome ci sono stati critici che hanno detto che queste descrizioni dell'antico passato non sono delle vere e proprie profezie, non esiste nulla nell'universo che abbia dato questi messaggi sul futuro, non c'è nulla di trascendentale, ma semplicemente nell'antichità gli uomini antichi hanno scritto e detto molte cose e queste sono accadute per puro caso. Così. Allora, siccome professori di astronomia e di matematica, ha detto: c'è una disciplina della matematica che calcola la probabilità. Quanto caso, quanta fortuna dovevano avere questi uomini antichi nel passato a dire queste cose, queste accadono per fortuna, per caso. Hanno cercato di calcolare, e Peter Stoner, professore di astronomia e matematica, ha fatto un semplice esempio di come viene calcolato questo calcolo nella probabilità. Disse così: se noi dovessimo dire a una persona tu diventerai calvo e perderai un dito, dice: quanta fortuna, probabilità a caso tu dovresti avere e questa cosa accade davvero? Dice semplicemente: basta vedere le statistiche. Se una persona su 10, un uomo su 10 diventa calvo, e se una persona su 100 perde il dito, disse basta moltiplicare queste due probabilità, queste due realtà. 1 su 10 che diventa calvo moltiplicato 1 su 100 è uguale a 1 su 1000. Quindi se dobbiamo dire a una persona diventerai calvo per reddito, la probabilità, il caso è 1 su 1000, 999 volte abbiamo la possibilità di sbagliare, solo una che possa capitare che diciamo e questa cosa succede, 1 su 1000. Ebbene, in base a questo ragionamento, a questo schema, a questo modello, hanno esaminato durante un anno, 600 studenti insieme a lui, le città antiche, quante erano le porte che sono state importanti e poi in seguito chiuse. Quante città sono state trasformate come una roccia nuda perché la polvere è stata raschiata
dal suolo e altre cose. Ebbene, dice Peter Stoner, ha detto che hanno dovuto fare dei calcoli abbastanza, sono dei calcoli abbastanza approssimativi, crudi, si sono tenuti abbastanza terra a terra. Comunque racconta, è uscito questa valutazione. La probabilità che la porta d'oro venisse chiusa è stata calcolata 1 su 1000. La probabilità che Petra potesse essere attaccata è stata calcolata 1 su 10. La probabilità che la pietra potesse essere abbandonata 1 su 50 e che non fosse mai più abitata 1 su 100. La probabilità che la Babilonia fosse attaccata e distrutta 1 su 10. La probabilità che non sarà mai più abitata di generazione in generazione 1 su 100. La probabilità che Tiro potesse essere attaccata da Nabucodonosor solo 1 su 2, quindi una grande probabilità, perché Nabucodonosor attaccavano quasi tutti i popoli. La probabilità che potevano partecipare anche altre nazioni, infatti la profezia ha detto: suscito contro di te molti popoli, plurale, quindi babilonesi, greci, macedoni, 1 su 5. Sentite qui, la probabilità che il legname, le pietre potevano essere gettate in mezzo al mare, solo 1 su 10, poca probabilità. Invece la probabilità che fosse resa una roccia nuda, 1 su 2000, probabilità che sarà nel futuro un sito dove i pescatori stenderanno le reti, 1 su 10, e la probabilità che non sarà mai più ricostruita, 1 su 20. Ebbene, siccome disse bisogna moltiplicare le cose, quindi se uno dovesse dire perderai dito, diventerai calvo, queste due probabilità vanno moltiplicate, allora hanno dovuto moltiplicare tutte queste cose insieme, perché tutte sono state dette e accadute. Quindi 1 su 1000 riguardo a Porta d'Oro e così via. Quindi hanno preso in considerazione neanche la profezia su Ninive, neanche le profezie messianiche, neanche le profezie che ieri sera abbiamo visto sugli imperi arrivando ai nostri giorni, ma solo 4 questi luoghi: Porta d'Oro, Babilonia, Tiro e Petra. È uscito questo numero, moltiplicando 1 in 2 seguito da 18 zeri. Chris, riesci a leggere questo numero? Di solito? Difficile, impossibile. È lunghissimo, esatto. 2 seguito da 18 zeri. E allora, professore di matematica Peter Stoner, lo sapete cosa ha detto? Siccome la mente umana non riesce a immaginare quanto piccola è impossibile questa probabilità, ha detto così, per fare un esempio, avvicinare la nostra mente quanto è piccola la probabilità e come è grande questo numero seguito da 18 zeri. Disse che questo numero sarebbe come prendere dollari d'argento e distribuire su tutta la superficie dello stato Texas. E poi questo numero non è finito, continuano gli altri dollari d'argento che coprono un'altra volta la superficie dello stato Texas. E poi non è ancora finito. Disse Peter Stoner che questo numero, continuando a essere espresso nei dollari d'argento, continua ad andare 12 metri in profondità dello stato Texas. Voi calcolate da qui a sopra altezze di circa 5 metri. Moltiplichiamo un'altra volta, siamo a 10 metri, e un'altra volta a metà sono 12 metri, una grande vasca piscina piena di dollari d'argento sotto lo stato Texas, di cui parliamo. La superficie vuol dire di 250.000 miglia quadrati e in profondità 12 metri. E disse Peter Stoner, sarebbe così: prendere un dollaro d'argento da questi 2 seguiti da 18 zeri, da questi 12 metri, e segnare soltanto un dollaro d'argento con una crocetta nera, piazzare, nascondere questo dollaro d'argento, l'unico segnato con una crocetta in mezzo a questi 12 metri di dollari, e poi disse sarebbe come mettere una persona, dare in mano una paletta. Però siccome si sta parlando di profezie e quindi non di conoscenze, ma una cosa che viene per caso senza le conoscenze, bendare gli occhi alla persona, dare la paletta e dire: adesso tu puoi scavare su tutta la superficie dello stato Texas e in profondità fino a 12 metri, ma sappi che hai soltanto una chance, solo una possibilità.
Solo una volta puoi agguantare quel dollaro preciso, l'unico segnato con la crocetta nera, e tirarlo fuori e dire eccolo qui, l'ho trovato. E Peter Stoner in seguito chiese: bene, quanta probabilità questa persona noi dovessimo avere per trovare in queste condizioni la moneta d'argento piazzata in questi 12 metri? E rispose: altrettanto quanta ne dovevano avere questi scritti antichi, scrittori che hanno descritto queste cose, e però poi queste si sono tutte realizzate con la precisione matematica. È impressionante vedere che tutte queste profezie oggi, che ci sono nei rotoli antichi e nei scritti anche traduzioni in greco, dopo i secoli si realizzano tutti nello stesso momento oggi mentre parliamo, perché il sito di Tiro contiene quelle condizioni descritte: Petra, Ide, Ninive, Babilonia e Gerusalemme. Grazie per la vostra attenzione. Prima di continuare, volevo aprire una breve parentesi su una profezia che c'è nelle rotole della prima grotta. Questo rotolo contenuto, come qui vedete in questa foto, nel museo degli scritti del libro, rotolo della prima grotta, che all'epoca dell'VIII secolo ha annunciato le profezie che riguardano l'Egitto. Perché quando c'era la serata che trattavamo le profezie riguardo alle città antiche, i luoghi rari che esistono nel mondo, le scritte nei rotoli, nel rotolo si dice: considerate, esaminate, ogni cosa sarà eseguita come è stato detto. Non ho avuto il tempo, avevo citato l'Egitto, ma non ho avuto realmente il tempo di soffermarmi quella sera. Adesso, prima di continuare il nostro proseguimento, vorrei leggere alcune frasi riguardo l'Egitto che sono state scritte nelle profezie antiche riguardo sia i re. Quindi c'era questo culto, questa adorazione dei faraoni che venivano considerati, venerati come se fossero dei, divini, non umani. E tanto è vero, venivano venerati, innalzati, i loro cimiteri, se ci pensate, grandi piramidi, le piramidi sono delle tombe, sono dei cimiteri, per innalzare e dare rilievo alla loro personalità e così via. Invece riguardo l'Egitto, anticamente fu detto così: in Egitto succedevano tante cose, tra la corruzione, immoralità, crudeltà e così via, che è descritta in vari rotoli. Nel rotolo della prima grotta: io darò l'Egitto in mano ad un signore duro, un re crudele dominerà. E altri rotoli speciali che sono stati prodotti in greco rammentano, e molte copie anche che esistevano prima di Cristo, come quelle di Ezechiele, sono state copiate dagli abitanti di Qumran. Tra diverse profezie c'è scritto una profezia riguardo i re e i principi del paese d'Egitto. Forse nessuna nazione del mondo antico aveva una grande considerazione, questa venerazione per i divini faraoni, ma fu detto così: non ci sarà più principe del paese d'Egitto nel paese d'Egitto. Cosa accade? Nel 332 a.C., all'epoca dei Greci, si realizza questa profezia, e da quell'epoca sopra l'Egitto, dall'epoca dei Greci, dell'impero greco, fino ai nostri giorni, la storia dell'Egitto è andata in modo che i re che dominavano l'Egitto erano re di altre nazioni, non erano più egiziani. Tanto è vero che lungo il percorso, anche quando Grecia crolla e anche quando l'impero romano crolla, durante i secoli del lungo percorso della monarchia dei re che continuavano a esserci in Egitto, non ci fu nemmeno un re di origini egiziane che ha dominato e che ha regnato. E la profezia è realizzata, e sappiamo fino ai nostri giorni praticamente, che l'ultimo re dell'Egitto
è stato re Farouk, che era albanese, non era egiziano. Quindi è interessante vedere che tutto l'elenco che è andato esattamente serializzato come scritto nell'altro di Isaia. Un'altra cosa molto interessante è ancora descritta riguardo l'Egitto, che è serializzata, che fu scritta anticamente, riguardo i canali d'Egitto e riguardo le canne. Voi sapete che dalle canne, da queste piante, egizi riuscivano a produrre il papiro, il materiale su cui scrivevano i loro documenti. Il maggior numero di documenti e più antiche praticamente scritture sul papiro troviamo grazie agli egiziani. Egitto abbondava di canne e non solo, si dice, si sa che il fiume Nilo era pieno di canne e di queste piante, tanto è vero che uno dei rotoli che abitanti di Qumran copiavano, si ricorda che Mosè fu fatto praticamente, fu nascosto in mezzo alle canne, queste piante in Egitto del fiume Nilo, perché era pieno, abbondava. E fu scritto: i canali d'Egitto si seccheranno e le canne inaridiranno. Lo sapete una cosa interessante? Questo Egitto che abbondava di queste canne, su questo papiro venivano spesso scritti i delitti, le scene, possiamo dire, pornografiche, immorali su questi papiri. E quando fu detta questa cosa, che fu detta proprio ai tempi di Isaia, che le canne inaridiranno, non ci saranno più, inaridiranno, spariranno dal paese d'Egitto. La profezia si è realizzata esattamente con precisione incredibile, perché l'Egitto che è conosciuto per l'abbondanza delle canne, oggi l'unico posto dove oggi potete vedere le piante, un paio di piante, poche piante di canne, è solo davanti il museo a Cairo. Tutti gli altri stati, tutti gli altri posti del Medio Oriente ancora oggi hanno queste piante, hanno le canne, ma oggi non le potete più trovare nel paese d'Egitto. E non solo, i canali che abbondavano di acqua nel secoli e millenni nel paese d'Egitto, canali del fiume Nilo, che abbondavano sia nella alta e bassa marea, praticamente, che erano abbondanti d'acqua, si sono seccati. Cioè canali che per millenni erano pieni d'acqua, oggi archeologi hanno riscontrato, si può vedere dall'aereo molto facilmente, i resti e le tracce praticamente sul terreno in diverse parti che testimoniano di abbondanza di acqua di questi canali che una volta erano pieni dell'acqua, oggi non ci sono più. I canali d'Egitto si sono seccati, si seccheranno come fu detto e le canne inaridiranno. Quindi anche questa profezia, che riguarda non soltanto altri luoghi, altri stati, altre città, così precisamente, sia realizzata ancora oggi, nel terzo millennio, possiamo vedere come nel rotolo della prima grotta del museo trovare l'Egitto esattamente in quelle condizioni. Chiudo qui breve parentesi riguardo l'antico Egitto e riguardo alcune profezie.